Beh, in questo momento sono in vacanza e ci siamo fermati qui a Castelbrando perché è una tappa che noi amiamo tantissimo, è un po' immergerci nel passato, in una natura incantevole, in un posto delizioso dove si sta veramente bene, e siamo anche nella valle nella zona del Prosecco. Io sono romagnolo, vivo a Roma, ma sono fidanzato con una veneta che mi ha fatto innamorare del Prosecco, e quando veniamo qua ci perdiamo un po' anche per le cantine. Quindi è una gita che fa bene allo spirito, al cuore e all'anima. Si dice sempre che il territorio circostante in generale può dare ispirazione. Sì, Facendo riferimento al suo lavoro in particolare, crede che magari qualcosina potrà ma aiutare? qualcosina già bolle in pentola, già diverse volte siamo venuti qui, che siamo ospiti sempre super graditi, e siamo sempre una compagnia meravigliosa, e qua ho avuto modo di pensare più volte a una storia che continua a tornarmi in mente, e quindi stiamo lavorando anche per costruire questa storia e per raccontare anche un pochino questa zona e questo posto nello specifico. Sarebbe un bel sogno poter realizzare un progetto qua, anche perché la scenografia c'è tutta già. Quindi basta spostare la macchina presa da una parte all'altra e si riprende il bello. Quindi sono già avvantaggiato. Facendo un veloce riferimento al suo lavoro, qual è Sì. stato il lavoro che l'ha soddisfatta di più, che secondo lei caratterizza di più il suo stile, ecco, nel settore? Beh, diciamo che un po' i genitori amano un po' tutti i propri figli, no? Quindi amo tutti i miei 4 film, chi m'ha visto, forse perché è stato il primo film con Fiorello e Favino, quindi la mia prima esperienza dietro la macchina da presa, dopo tanti anni di lavoro come sceneggiatore, ecco, passare alla regia è stato per me molto emozionante e importante, lo ricordo con particolare amore. Poi forse il secondo film, Tutta un'altra vita, perché ho avuto modo di lavorare anche con Monica Ballerini, il primo film che ho fatto con lei, che è anche la mia compagna della vita, e quindi è stato emozionante anche lavorare con una persona a cui vuoi così tanto bene. Generalmente io cerco sempre invece di evitare questo, perché voglio cercare di evitare che gli affetti entrino nel lavoro, però era talmente cucito addosso a lei il personaggio che quindi non avevo dubbi. E forse quello che mi rispecchia di più in assoluto è stato il terzo film, School of Mafia, perché è folle, un po' come lo sono io, e soprattutto è un film corale che mi ha divertito tantissimo, perché ho avuto la possibilità di lavorare con 18 attori, uno più bravo dell'altro, anche giovane, nuove leve, assieme ai veterani, e quindi per me è stato emozionante. E, vabbè, quest'anno è uscito una commedia pericolosa con Enrico Brignano, è il bis che faccio con lui, grandi soddisfazioni sia per il progetto che amo, perché è un po' un progetto hitchcockiano, un po' diverso dalle solite commedie che avevo fatto, dalle precedenti commedie che avevo fatto, e soprattutto perché si è consolidato un rapporto con Enrico dove mi ero trovato benissimo in Tutta un'altra vita, e qui abbiamo veramente volato nel girare il film.